della piattaforma e dell'offerta turistica di Airbnb in Olanda. Quindi chi sono gli utenti e il perché si è sviluppato in così rapido tempo. Okay. Can you hear me? Yeah. You can hear me? Yeah, Okay. absolutely. Very good. I'll share my screen. There we go. So, very happy to be here. Thank you very much for your invitation. Sorry that it is in English. My Italian is not so very good, so I'll try to keep it clear. And I'll share my presentation as well, so you can read it. If there's any questions, do not hesitate, send me an email. You can find my email address in the presentation. So, my name is Egbert van der Zee. I'm an assistant professor in tourism geography at Utrecht University in the Netherlands. And we've been studying Airbnb, the geography of Airbnb, already since a long time. I'd like to share you a little bit about our research in this short presentation. There we go. So why are we looking at Airbnb? So one of the things we saw that since 2014, 2015, it's been discussed in the media, in television, in politics a lot. Sorry for the Dutch, but you can imagine what kind of things they are writing. First, everybody was very interested in this new sharing economy. But now, later, it was seen as a threat for cities, for hotels, but also for inhabitants of cities. So since 2015, a lot of discussion about Airbnb started to arise. But we saw that this discussion was not based on facts, not based on research, but just on feelings and emotions. So we decided from then on to start adding some facts and figures to the debate. So we started to study Airbnb in the Netherlands since then. So how did we do it? First, we started making a network. So we are at the university, but we work together with a lot of different stakeholders. We work with the private sector, with consultancy, but also with policymakers, with provinces, municipalities, cities, DMOs in the national level, but also in the local level. We work with hotels, with banks, with statistic bureaus. So we have a big network of different organizations working together to make sense of this phenomenon. However, we don't work with Airbnb at the moment. We try to, we have a dialogue, but they don't really want to work with us. And they're also not so happy with the research that we are publishing freely for everybody to read. It even went this far that in the newspaper last year, there was an article by Airbnb saying that the research we do is not right, that the things we say are wrong. And then we said, okay, let's work together, give us your data, and we will together show you what is right, but they refuse to do so. So I believe that still our research is worthwhile to show. So what do? We work together with a lot of different organizations and we do a lot of contract research. So, for example, a province or a city hires us to give an insight into how Airbnb is like in this destination. So we can buy commercial data. We use the data sets by AirDNA, a company from the United States. But we also do surveys among Dutch tourists to see why they use Airbnb and why not. We talk to different stakeholders, policymakers, hotels, residents, and we are present in the public debate by giving presentations and such as today. And we all do this to better understand this phenomenon of Airbnb and provide the right insights for people to base policy on. So just 3 main results from 6 years of research. I try to keep it brief. First, we've seen that there's basically 3 different phases of Airbnb development. We can say it starts with an initial phase of innovation. There's just a few people offering based on Airbnb, but also not so much demand. It's concentrated in the main city centers, in Amsterdam, for example, but it's not really developing very fast. So it's slow and not growing very fast. And then at one certain moment, we see exponential growth. That's the second phase. A lot of newcomers enter the market. A lot of people start offering their places on Airbnb, but also demand for this type of accommodation is growing quickly. We see also that prices are rising fastly and occupancy rates are also rising fast. And Airbnb is also being found in different places, but I will tell you a little bit more later about this.
And then, and that's something a lot of people didn't expect, this is also the time when all the media attention came. So all the newspapers started writing about Airbnb. It was growing very fast and we didn't know to where it would grow. And then after a few years, starting from 2018, the summer, we saw that there was a kind of ceiling effect. It was a stagnation. So not more people were being active on Airbnb, and it's even decreasing. Also under the effects of COVID, of course, but we already saw it before in cities such as Amsterdam, it started to decrease. So there is a ceiling effect. So there's a certain amount of people who are willing to share their place, apartment or room on Airbnb. And every place we look at has got the same kind of pattern. So initial slow, fast growth and a ceiling where it stops. Except for a few places, and those are places with a very, very strong touristic product. So places such as inner city of Amsterdam, but also beach destinations. And so we see this different, the time when it happens, it differs a little bit. In Amsterdam, it already started very soon, and some places only just starting. So we see the same pattern, but with different years. So put it on a map. You see the quick expanse and the quick growth of Airbnb. On the left map, you see it in the municipalities in the Netherlands as a share of number of accommodations per 1,000 inhabitants. We see the first phase, it starts in the big cities, in Amsterdam, for example, especially in the historic city center. Then the second phase, we see especially touristic areas such as beach destinations, but also some natural areas, some heritage sites that become increasingly attractive and where more and more Airbnb start coming. And then in the last phase, we see that especially secondary touristic destinations start to have a big share of Airbnbs. So not the most famous places, but the places just after. Some natural areas, some more rural areas, but also some coastal destinations that start to become popular. So the second part of the results. So this is a bit of data analysis, and now I tell you a little bit about the surveys we do among Dutch people. Why do they use Airbnb, or why do they choose to use a hotel? Well, one of the first results we found in the study done in 2020, that about 18% of the Dutch people sometimes use Airbnb or other platforms for their accommodation. But when we compare this group to the other group, we see that they don't differ that much. They are quite the same. Users of Airbnb are a little bit younger. They live more often in cities, and sometimes their motivations differ, but they are very much the same. And this is something we found very surprising because we expected them to be different. Looking at the differences, people using Airbnb are looking for local and social experiences, looking for low prices, and also for accommodations availability. So sometimes there's no traditional accommodation available where they are looking for a place. On the other hand, people looking for hotels, they more often use it because of quality of services, the quality of the accommodation, and also the reputation of the hotel brands and ease of use. So easy bookings and these kind of things. So there's a little bit of difference, but not so much. What is important, and I think this is the most important message from our presentation, is we also asked people, what would you do if your preferred accommodation is not available? And we see that people who tend to use Airbnb or platforms more often, they are very likely to switch to a different kind of accommodation. So not use Airbnb, but go to a hotel, for example. Well, people who use hotels more or less normally, they don't switch to Airbnbs. So people using Airbnb do switch to hotels, but not the other way around. And I think this is important information. So the last of the results, and this is also the last part of the presentation, is what we also monitor is who is it that are offering their places on Airbnb. And we see that recently more and more traditional accommodation sectors, such as hotels, bed and breakfasts, but also holiday parks and campsites, are offering their places on Airbnb in the Netherlands. In 2020, 25% of the accommodations on offer were actually hotels, bed and breakfasts, or campsites or holiday accommodations. So the traditional accommodation sector is moving into Airbnb and taking over a much bigger part of the accommodations on offer. And sometimes it's even difficult to see. For example, the image you see here, this is a studio in Utrecht, in my city, which is very difficult to see whether it's professional or traditional accommodation or not. But because we know
the host by his name, we know that it is a traditional accommodation provider. So more and more hotels, in this case it's a hotel, are active on Airbnb and taking their market share. So to the conclusions, Airbnb is starting to become integrated in tourism as a whole. We see that development is strongly linked to tourism. So tourist destinations, places where already is a lot of tourism, they also tend to have more Airbnb than other places. So it's not totally random where it starts to happen. We see similar development patterns in different places. So about the ceiling effects and the exponential growth, we see it happening in all different places, except for places where there's a lot of demand. Users are not so different. Users of hotels and Airbnbs are more the same than we think. And users of Airbnbs are also likely to switch back to hotels if the alternatives is not available. And we see that hotels and traditional accommodations are increasingly being active in these kind of platforms, which makes the distinction between Airbnb and traditional accommodation sector much less. As a last advice, we've seen that places where they put regulations in place, regulations which are the same for traditional accommodations as for sharing accommodations, they tend to get a control of the situation. So we advise to look at your local situation and think of the most fitting type of regulations to organize this important part of tourism. This is my presentation. Thanks. If there's any questions, happy to answer, but also you can always send me an email. Thank you. Thank you, Egbert. Thank you. Maybe if you can stay with us to the end of the meeting. Ok, thank you. Giusto per riassumere velocemente 2 o 3 cose che sono emerse. L'offerta di Airbnb è cresciuta esponenzialmente, ha cambiato geografia dalle grandi aree urbane anche ai piccoli centri, è aumentato anche il prezzo di queste offerte abitative e oggi, diciamo, non c'è più grande complementarietà, ma soprattutto c'è concorrenza e in alcuni casi c'è ibridazione, cioè è sempre più difficile distinguere un'offerta di Airbnb con l'offerta sui portali internet anche di, diciamo, offerta tradizionale. Quindi alla fine chiaramente c'è la necessità di una maggior regolazione del settore. Allora, questo ci aiuta a introdurre la prossima relazione del professor Antonello Romano dell'Università di Siena, che ci parlerà proprio, diciamo, un po' dello sviluppo sempre di Airbnb, però in Italia e diciamo anche con alcuni, insomma, spunti secondo me molto interessanti. A te la parola. Grazie. Grazie mille, ringrazio per l'invito. Sì, vorrei, ecco, provo a comprimere, ecco, la presentazione in 10 minuti, anche se l'argomento richiederebbe molto tempo. Io sono un geografo, e sono membro di un progetto di ricerca nazionale sulle piattaforme digitali. Mi occupo di piattaforme digitali da una decina d'anni. E questo progetto coinvolge l'Università di Siena, la Sapienza, l'Università di Torino e la Federico II di Napoli. È un team interdisciplinare, proprio perché la questione, diciamo, di Airbnb si presta a una multidisciplinarietà di approcci rispetto agli impatti che genera nello spazio dei luoghi in cui opera. Airbnb è una piattaforma digitale che opera ad una certa, nelle nostre città, principalmente nei nostri centri storici, ma come vedremo selettivamente in alcune aree dei centri storici, per cui utilizzerò molte mappe per provare ad argomentare di questa selettività di Airbnb e a raccontare la storia evolutiva della piattaforma in Italia, dividendo questa presentazione in 3 fasi, cioè la fase dell'radicamento di Airbnb in Italia. Uno dei termini più associati agli articoli su Airbnb è pervasività, non a caso, no? Perché una piattaforma è diventata incrementalmente pervasiva nelle nostre città. E dal 2009 al 2019, quindi in 10 anni dalla fondazione, dal lancio di Airbnb ad oggi, mostrando alcuni effetti che noi abbiamo chiamato di aerificazione, effetti di svuotamento delle città, dei centri storici, amplificati dalla piattaforma, non generati esclusivamente dalla piattaforma. Alcuni processi di spopolamento sono preesistenti, ma la piattaforma Airbnb, come vedremo, amplifica queste dinamiche. E la fase della crisi
Cioè, cos'è accaduto a una piattaforma digitale, ad Airbnb, durante la crisi del Covid-19, quando invece era in una fase di crescita, come abbiamo visto precedentemente? Quindi qual è l'impatto di una crisi inedita in generale per noi e in particolare per la piattaforma Airbnb? Ossia, cosa accade agli stessi spazi che prima sono così pervasi da questo fenomeno? Rimangono tali? Decrescono? Aumentano? L'offerta diminuisce? Aumenta? Se sì, quali spazi? Ok? E queste due fasi sono funzionali, a mio modo di vedere, alla fase attuale, all'offerta attuale di Airbnb, ma soprattutto all'argomento di oggi, che è quello della regolamentazione di questo fenomeno di cui si discute oggi. No? Neanche noi abbiamo avanzato una proposta, no, di regolamentazione del fenomeno sulla base dell'evidenza che ci danno i dati, no? Come parlava in introduzione l'assessore. Cosa ci dicono questi dati? Il contesto è quello delle piattaforme, dunque. Io parto da questa definizione, che è una delle più condivise in letteratura della Van Dyck. Ho sottolineato, evidenziato 2 punti, no? I dati e l'automazione algoritmica. E a sinistra vediamo i pilastri delle piattaforme, che sono i pilastri stessi che Airbnb adotta nel proprio modello di business. Okay? Si basa su questi pilastri. Il mio lavoro è dimostrare gli effetti nello spazio dei luoghi, delle città, di ognuno di questi pilastri. Okay? Perché l'approccio da adottare, a mio modo di vedere, è quello della destrutturazione sociospaziale di questo fenomeno, piuttosto che adottare un approccio generalista, no? Anche in un'ottica di una regolamentazione, appunto. Io ho iniziato a lavorare su Airbnb nel 2015 e presentammo questa ricerca nel 2017 che metteva in evidenza la crescita in Italia, in 13 città italiane turistiche. Fu la prima ricerca al tempo, perché non c'erano dati su Airbnb a tempo, quindi noi direttamente ci mettemmo a caricare dei dati dal sito Airbnb e, come potete osservare, no, mettemmo in evidenza quello che è anche il modello Airbnb, che è un modello appunto selettivo dello spazio dei luoghi da cui Airbnb estrae valore sostanzialmente. No? Quindi sì, accade nel centro storico, però a Firenze, come potete osservare, abbiamo un modello polarizzato. No? Qui abbiamo una sorta di città immaginaria, no? Una città costruita sulla densità di Airbnb per sezione di censimento. Laddove c'è questo spike, laddove c'è questa altezza maggiore, c'è una densità maggiore di offerta. Quindi cosa si desume? Cosa mi racconta questa mappa? È facile interpretarla, no? Una polarizzazione al centro a Firenze, un modello gerarchico in altre città, chiaro, perché abbiamo dei point of interest nella città. E in un certo buffer rispetto a questi point of interest si concentra la maggioranza dell'offerta. Quindi ancora prima di arrivare alle conclusioni della mia presentazione, già capiamo che c'è evidentemente una selettività spaziale della piattaforma che agisce in certi luoghi che sono peculiari, ok? Non all'interno di tutti gli spazi della nostra città. E ecco, inizierei dalla storia evolutiva presentando il caso di Firenze. Ogni punto rappresenta un Airbnb. Abbiamo diversi intervalli temporali, 2010-13, 13-16, fino ad arrivare all'ultimo, fino al 2019. Si può facilmente capire come l'offerta di affitti a breve termine sia incrementata moltissimo negli anni e si concentri principalmente in quell'area in arancio, che è l'area che delimita il centro storico UNESCO della città. Quindi per cui, senza alcuna tipologia di analisi, riesco subito a capire che c'è lì una maggiore polarizzazione di questo fenomeno. Bene, piuttosto che ragionare sui valori assoluti, noi abbiamo, come dire, rapportato, perché è chiaro che a Firenze c'è 11.000 annunci, a Roma ce n'è 30.000, a Verona ce n'è x mila, le città sono completamente differenti, no? Per ampiezza e così, popolazione e così via. Abbiamo rapportato il numero delle offerte di locazioni brevi allo stock immobiliare presente nella città. Cioè, qual è la porzione di patrimonio immobiliare residenziale che viene veicolato sulla piattaforma, viene sottratto ad altre destinazioni d'uso? Perché è chiaro che nel momento in cui io attivo un Airbnb, cambio la destinazione d'uso di quell'interno, di quell'immobile. Okay? Le percentuali, quindi non valori assoluti, ma percentuali relative, sono incredibili fino al 2019. Se quel cerchio lì ci dice che Firenze, il centro storico UNESCO di Firenze, la percentuale di patrimonio immobiliare residenziale offerto, sì, la percentuale di patrimonio immobiliare residenziale offerto sulla piattaforma raggiungeva il 30% del totale. Cioè un interno su 3 è un Airbnb. È una delle percentuali più alte al mondo e dove si concentra? In un'area molto ristretta della città, che è il centro storico UNESCO, che misura 5 km quadrati, non 100 km quadrati, che è l'intera municipalità. Ok? Come potete osservare inoltre questo trend è crescente, quindi porzioni patrimonio immobiliare residenziale che vengono veicolate su Airbnb in tutte le città esaminate. Questa stessa percentuale ha, come dicevo prima, un proprio spazio di accadimento. Quindi mi sono chiesto, ok, dov'è che avvengono gli impatti maggiori e cosa accade al di sotto di questi impatti? Quindi qual è la morfologia sostanzialmente della città turistica mediata da Airbnb?
Sono queste aree in arancio per diverse città, abbiamo Bologna, Firenze, Venezia in fondo, abbiamo Palermo, abbiamo Roma. Sostanzialmente, vi presento il caso fiorentino per coerenza, quell'area in arancio è l'area dove si realizza la maggiore densità e prossimità di Airbnb. La prossimità è una misura completamente differente dalla densità, è vicina ma differente. La prossimità significa che io vicino a me, il mio vicino è un Airbnb, ok? Quindi a maggiore densità e prossimità di Airbnb. Cosa accade sotto quest'area in arancio? È un'area che misura 2,3 km quadrati, quindi meno dei 5 km quadrati del centro storico, quindi ancora più piccola. Si realizza il 70% dell'offerta, il 70% della domanda, è l'area che cresce di più 39% tra il 2018 e il 2019, e soprattutto se guardiamo le ultime due colonne, sono incredibili, perché, argomento solo l'ultima, ci siamo chiesti cosa potesse accadere in quest'area in arancio se avessimo una situazione di full booking degli Airbnb, cioè sommati tutti i posti letti, cosa accade rispetto alla popolazione residente? Avremmo un rapporto pari al 130%, cioè cosa significa? Che la popolazione transiente sarebbe il doppio di quella residente. Dove? In una micro porzione di spazio della città, zonizzata, localizzata spazialmente. In quelle stesse aree, nell'area in arancio, sono le aree che decrescono, siccome ecco, si parlava anche no, di spopolamento ecco, dei centri, sono le stesse aree che proprio a partire dal lancio di Airbnb a Roma decrescono maggiormente in termini di popolazione residente. Quindi Airbnb chiaramente è un amplificatore no, di questa, non l'unico che genera questo fenomeno che è preesistente ad Airbnb. Lo stesso accade per Venezia. In basso. Ecco, e uno dei motivi, ecco, questo l'ho inserito chiaramente per il contesto, diciamo, per cui anche prima il professore parlava no, delle critiche nei confronti di Airbnb, è che Airbnb, diciamo, è così chiaramente prossimo alla residenzialità, in maniera molto maggiore rispetto alla distribuzione degli hotel in città, chiaramente, no? E la distanza media tra un Airbnb e la residenzialità in Italia è pari a 10 metri. E come dire, ancora una volta, vicino nella mia strada c'è case vuote, c'è residenti o c'è degli Airbnb. E questo ha generato tutta una serie di proteste, no, di criticismo nei confronti della piattaforma. Ecco, vengo ai meccanismi. Alcuni dei meccanismi polarizzanti dell'offerta fanno riferimento all'automazione algoritmica. Cosa dice questa mappa? Questa mappa ci rappresenta la totalità delle recensioni a Firenze nei 10 anni, 500.000 recensioni. Le recensioni sono proxy della domanda. Io rilascio la recensione se ho pernottato lì, ok? Dove si concentrano queste recensioni? Ancora una volta all'interno di questo centro storico della città. Qual è l'aspetto interessante legato alle recensioni e ai meccanismi dell'automazione algoritmica? Uno dei pilastri di Airbnb è che queste recensioni finiscono per veicolare dei meccanismi circolari cumulativi che a loro volta veicolano una spazialità selettiva perché divento anche più o meno visibile sulla piattaforma, sul sito, sulla mappa. Di conseguenza cosa sceglierò? È come Amazon, in un paniere di preferenze di prodotti simili mi vado a fidare del trust generato da altri che hanno già pernottato lì, hanno già acquistato quel bene. Quindi l'automazione algoritmica basata sul rating e sulle review genera questi processi cumulativi perché il trust è uno degli elementi fondanti del business di Airbnb, oltre al network effect, oltre alla crescita prima dei profitti e così via, su cui non c'è tempo di argomentare. Dunque, a tutto diciamo, questo fenomeno di cui anche intuitivamente noi riusciamo, come dire, lo conosciamo, insomma, la polarizzazione, meno forse la selettività diciamo, di Airbnb. Cosa accade durante la pandemia? La domanda e l'offerta. Dunque la domanda è più evidente, no? C'è stato delle restrizioni, lockdown, per cui la domanda è crollata, di locazioni brevi, in Europa, in Italia, in particolare nel sud Italia, fino al meno 87%, in Toscana tra il meno 60, intorno al meno 60%, lo stesso anche in Veneto. E la domanda decresce in linea con altre piattaforme di booking, come Expedia e così via. E cosa accade nelle città italiane, appunto dal punto di vista della domanda? Come potete osservare, cresceva moltissimo. Roma, Firenze, Milano, nel periodo pre-pandemia. Improvvisamente c'è una linea rossa, no? Lì c'è il lockdown, decresce e si trasforma da domanda internazionale a domanda domestica, chiaramente, no? Per lo sviluppo di un turismo di prossimità, no? Siamo tutti più vicini e così via. Più interessante, scusate, è l'aspetto dell'offerta, cioè se noi abbiamo uno spazio di radicamento della piattaforma in alcune aree della città, cosa è accaduto quando questa piattaforma a livello mondiale ha perso 1,5 milioni di annunci? Cioè, cosa accade in Italia? Quanti ne ha persi? Gli host come si comportano? Attivano, disattivano, hanno fiducia in questo mercato, si spostano verso altri mercati? E
vi presento il caso di Roma, Milano e Napoli, Firenze e Napoli. La variazione dei listings, dunque in supply dell'offerta, degli annunci di Airbnb, come potete osservare, tra il 2019 e il 2020, quindi dopo la crisi o durante la crisi, decresce in tutte le città, fino al meno 10% a Milano, a Firenze un po' meno, Napoli ancora meno, perché Napoli è una città che cresce molto dal punto di vista dei flussi turistici in entrata, e in accordo cresce la prima in Italia per numero di locazioni brevi, in crescita negli ultimi anni. Ancora una volta, da geografo, come dire, ci possiamo chiedere dove avviene questa crescita e questa decrescita. Ecco, queste mappe ci aiutano, più o meno, spero vi aiutino, ecco, a capire quelli che sono gli spazi di disattivazione degli Airbnb e gli spazi di attivazione di nuovi Airbnb nel 2020, quindi nel periodo di crisi. Le aree in viola sono spazi di disattivazione, le aree in blu sono spazi di attivazione nelle stesse città. Ancora una volta vi presento il caso fiorentino, dove abbiamo il centro storico disattiva fino al meno 3%, la Campo di Marte è un'area residenziale, a minor vocazione turistica, quindi più residenziale, decresce, disattiva fino al meno 9% rispetto al periodo precedente e così via. Come potete osservare, ci sono delle aree contigue della città che si comportano in un certo modo, alcuni disattivano e altre aree invece nel 2020, nonostante la crisi, hanno nuove attivazioni, soprattutto a Napoli, guarda caso. Quindi il fenomeno cresce in quelle città, nonostante questa crisi. Ecco, questo genera delle geografie mutevoli, appunto, no? Legate al fenomeno Airbnb, che comunque impatta, come ripeto, nello spazio dei luoghi, impatta nelle nostre città, no? E lo fa attraverso un modello di intermediazione, non possedendo l'immobile, ma semplicemente facendo da connettore tra host e guest. L'ultimo, e vado a concludere, cosa accade oggi? L'offerta nel 2022. Ecco, le stesse città, in blu, abbiamo questi pallini in blu, sono degli Airbnb che rappresentano degli appartamenti interi, in rosso, se non sbaglio, abbiamo delle stanze private. Cosa accade ultimamente? Cioè, l'offerta di Airbnb può riguardare appartamenti interi, stanze private o stanze condivise. Oggi per la stragrande maggioranza si parla di appartamenti interi, per 77-80% in Italia. Quindi le stanze condivise e stanze private stanno sostanzialmente scomparendo. Il mercato è pervaso da corporate host, cioè da host che gestiscono più di un listings, più di un appartamento, e sono le agenzie immobiliari, cioè il singolo che vuol dire voleva aiutarsi, diciamo, voleva il supporto al reddito, chiaramente inizia a scomparire proprio per questa pervasività di questi altri attori che entrano nel mercato. Pertanto si passa da forme di sharing iniziale, in cui Airbnb era inquadrato, verso forme di capitalismo alla piattaforma avanzato. Ok? E questo genera una polarizzazione ulteriore. Ecco, queste mappe, ora non si vede ad occhio nudo, però vi posso garantire come quell'area in arancio adesso diventa ancora un po' più ristretta, diciamo, rispetto alla periferia. E soprattutto un fenomeno interessante, ecco, per il contesto in cui ci troviamo, in verde, non si vede forse per la distanza, ce ne sono pochi, ma ci sono dei puntini verdi. Questi puntini verdi rappresentano delle stanze stanze di hotel che vengono offerte su Airbnb. Quindi cosa significa? Sono degli hotel che stanno utilizzando la piattaforma per offrire i propri servizi. Conclusione, la destrutturazione spaziale del fenomeno è fondamentale, no? Per comprendere in maniere più approfondite, in ottica di regolamentazione. Airbnb genera degli impatti diretti, anche maggiormente diretti rispetto ad esempio a processi di gentrificazione, su cui non abbiamo avuto modo di approfondire, che invece richiedono dei tempi più lunghi, in quanto c'è una conversione diretta, immediata, no, delle destinazioni d'uso degli appartamenti in numerosità davvero impressionante. La polarizzazione a centro avviene non solo perché i centri sono attrattivi, ma anche per meccanismi che noi non vediamo, ma che sono presenti, che la piattaforma sposa, che la piattaforma utilizza a proprio vantaggio, come quelli dell'automazione algoritmica, del trust, del rating, delle review. E l'aspetto interessante, vado a finire, che durante la crisi la piattaforma ha mostrato anche capacità di adattamento, resilienza, no? Ad esempio ha ideato delle nuove esperienze, le esperienze online, quindi io potevo imparare fare un corso di cucina a Firenze rimanendo comodamente a casa a New York, diciamo, quindi adattandosi anche. Non solo, anche gli stessi spazi in blu che abbiamo visto prima mostravano come gli host ancora, nonostante la crisi, procedevano con nuove attivazioni, nuova offerta. E infine, diciamo, quindi appunto la sostenibilità della città turistica, e questo è il punto, no? Questa presentazione spero possa essere utile alla discussione critica rispetto appunto alla sostenibilità della città turistica nel periodo post-pandemico e su quale modello vogliamo adottare nella governance di questo fenomeno. Grazie.
Direi molto interessante, ci ha presentato veramente un quadro esaustivo. Abbiamo visto come le piattaforme, in particolare Airbnb, ma non solo Airbnb, disegnino le nostre città, contribuiscono a ridisegnare la città, no? Cioè, ed è un ridisegno mobile, cioè l'offerta, no? I punti che abbiamo visto cambiano continuamente, cioè reagisce continuamente alla crisi. Ecco, questo è un punto su cui confrontarci, perché chiaramente l'offerta tradizionale ha limiti maggiori rispetto alla flessibilità di Airbnb. Però adesso c'è in atto anche una ibridazione tra le due forme, c'è una sorta di contatto che inizia ad esserci. E quindi vediamo adesso come invece si sono evolute le nostre destinazioni turistiche in Veneto, e ce ne parlerà Dario Bertocchi dell'Università di Udine e di Venezia. A te la parola, Dario. Grazie mille. Ringrazio Federalberghi. Mi sposto un attimo perché userò più le slide. Ringrazio Federalberghi per l'invito, personalmente Linda per l'organizzazione, e sono molto contento di venire dopo due colleghi che stimo molto, come Antonello e come Egbert, che vi assicuro un po' di italiano lo parla, ma era troppo timido probabilmente. Io volevo portarvi un aggiornamento di un lavoro che abbiamo fatto anche noi nel 2017 al Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari sugli Airbnb in Veneto. Questi sono gli argomenti che tratterò, appunto i cambiamenti del 2017 a oggi, un po' il focus di Venezia e la sostenibilità, o meglio insostenibilità del fenomeno. Questa era la ricerca nel 2017. Già nel 2017, mappando tutti gli Airbnb che erano presenti sulla piattaforma in Veneto, già avevamo mappato praticamente le destinazioni turistiche del Veneto. C'era solo poco, diciamo, sul lato delta del Po, però le città, la montagna, le destinazioni balneari, 19.624 strutture prenotabili nel 2019 che portavano a 70.800 posti letto. I top comuni, sempre nel 2017, ovviamente erano quelli di Venezia e Verona, come i due principali attrattori del Veneto. Ovviamente Venezia aveva già un'offerta Airbnb consolidata, 7.147 alloggi prenotabili, poi Verona 1.892 e pian piano le città d'arte, il balneare, Jesolo, San Michele al Tagliamento, e la montagna rappresentata solo in queste top 20 da Cortina, e poi il lago, il tematismo del lago e altre destinazioni, diciamo, balneari, Cavallino, Tre Porti per esempio. Interessante far vedere che nella top 20, già nel 2017, c'era Mira, che diciamo che forse non è una delle principali destinazioni che ci viene in mente quando parliamo di Veneto, ma Airbnb, grazie alla vicinanza con Venezia, aveva già intaccato delle destinazioni vicine. Se vi facevo vedere i top 30, c'era anche Mogliano, c'era anche piccoli comuni, Quarto d'Altini, piccoli comuni vicini, diciamo, a Venezia, la cintura. Ho preso queste 20 città e sono andato a vedere, quindi sono delle pillole, diciamo, di informazioni, sono una relazione meno scientifica, diciamo, di quelle che hanno preceduto. La situazione oggi. La situazione oggi, Venezia vede più o meno lo stesso numero, quindi Airbnb era già matura nel 2017, quindi 5 anni fa a Venezia, ma la situazione è decisamente cambiata, si è rafforzata un po' dappertutto, e vedete che oltre ai numeri che sono cresciuti di molto, le case intere quasi sempre ne fanno da padrone. Quindi sharing economy sì, però se andiamo veramente a guardare il dato, le stanze condivise non ci sono più.
non ci sono più. I prezzi, il livello di prezzi, abbiamo un $165 di prezzo medio annuo a Venezia, un picco per esempio a Cortina con 261 e una variabilità appunto fino ad arrivare a 78 euro di Bibbione. L'occupazione però di queste strutture, di questi affitti brevi è altissima. Questa è un'occupazione annua, ovviamente basata sulla disponibilità degli annunci su di loro, quindi non è basata sui 365 giorni l'anno come si fa per una struttura alberghiera. Questi affitti brevi rappresentano una situazione di camere che praticamente va quasi a 2 camere, più di una camera e mezza di media, arrivando appunto per esempio a Cortina a case molto grandi, 2.4 camere di media, che possono ospitare molti ospiti, 4, 5, a volte 6 di media. Questa è una cosa che mi faceva, era interessante far vedere. Questi sono i top host, cioè sono gli host che hanno più annunci. Il singolo host, quindi la singola persona, diciamo che non è una persona, ovviamente conosciamo bene il fenomeno, non è una persona ma è un'agenzia, che gestisce 118 affitti, quindi appartamenti a Venezia, ma sono 130 a Caorle, sono 40 a Verona, sono 100 a Bibbione, a San Michele al Tagliamento, quindi un fenomeno che non è solo appunto del singolo che mette veramente la seconda casa, ma lo sappiamo bene, ma questa sono la realtà. Un rating che comunque è alto, tranne Caorle che ha un rating basso e San Michele al Tagliamento che hanno dei rating sotto il 3%, più o meno il 3 su 5, scusate, non il 3%, il 3 su 5, che diciamo è una qualità abbastanza bassa, ed è interessante vedere che le qualità minori anche a Rosolina le ritroviamo sul tematismo balneare, il resto sono superiori a 4, quindi comunque gli utenti sono contenti di alloggiare in queste affittanze, in questi alloggi. Poi ho fatto un'altra statistica che volevo sapere del totale quanti affitti sono disponibili per almeno 180 giorni. E vediamo che anche qua in questa statistica c'è un po' di stagionalità. A Venezia sono il 60%, per esempio, quindi la stagionalità della città d'arte che è allungata un po' tutto l'anno, e vediamo delle stagionalità più corte e quindi una disponibilità minore per Caorle, per Jesolo, per le destinazioni balneari. Ho fatto le principali variazioni, quindi le 2 tabelle messe a confronto per vedere chi cresce di più e dove si cresce di più. E ci sono dei picchi di crescita a Bardolino, a Caorle, alla Cisma, al Cesine, Peschiera del Garda, ma soprattutto a Bibbione, che ha avuto questo boom negli ultimi anni di affittanze brevi e quindi di annunci messi su Airbnb. Lo stesso, la variazione di crescita del numero delle camere a Padova, a Treviso e a Venezia vuol dire le città d'arte, le destinazioni urbane che utilizzano Airbnb ma con case più grandi, case che ipoteticamente potrebbero essere vissute da residenti o da studenti, perché sono destinazioni, sono città che hanno anche delle sedi universitarie come la nostra. E ovviamente camere più grandi, case più grandi possono ospitare più ospiti, ovviamente. I prezzi però, un po' c'è una variazione, non tutti crescono. Vedete Rosolina che probabilmente nel 2017 aveva pochi alloggi che vendeva a alto prezzo, adesso la competitività è aumentata di questo mercato e il prezzo si è abbassato quasi del 52%, si è ridotto, diciamo. In altre, come Padova e come Verona, invece il prezzo è cresciuto. Occupazione, ovviamente, segni sempre maggiori. Quindi rispetto al 2017, l'ultima colonna ci dice che le persone utilizzano molto di più Airbnb rispetto a 5 anni fa.
Un focus breve sui prezzi. Grazie a Federalberghi Veneto e grazie allo strumento che è stato citato prima di H-Benchmark abbiamo fatto un'analisi sulla media prezzo di questi weekend, proprio di questi giorni, quindi 15, 17 e 22 e 24 settembre 2002, quindi questi. Per Venezia 265, diciamo 64,50 euro di prezzo medio, 97,50 per Padova, 137 per Verona. Andando a vedere la piattaforma appunto Airbnb e quindi i prezzi medi degli affitti brevi, diciamo che per Padova e Verona la variazione non è che cambia poi così tanto, non abbiamo una variazione forte come invece quella di Venezia, quasi 100 euro. Però qua permettetemi di fare un inciso. Io ho tenuto solo gli affitti brevi, quelli che sono attivi, quelli che ricevono diverse recensioni e quindi ricevono diverse prenotazioni. Se prendevo tutti quanti, quelli di Venezia, il prezzo era uguale, perché ci sono ogni tanto delle case, dei palazzi bellissimi che costano anche 3.000 euro a notte, che però non sono disponibili sempre. E quindi su Airbnb e quindi per gli affitti brevi, questa è un po' la forchetta annuale di prezzi medi, quindi non c'è il top veramente o il prezzo più basso, ma è la forchetta media, 182 a 146 euro per Venezia, 191 quella di Padova, 150 112 quella di Verona. Diciamo che non c'è una vera e propria grosso cambiamento sulla media, diciamo, dei prezzi. Volevo quindi, visto un po' la destinazione, faccio vedere un po' cosa è avvenuto a Venezia negli ultimi anni, un po' riprendendo quello che ha fatto Antonello e riprendendo quello che ha fatto Egbert van der Zee, che vi ha fatto vedere Egbert van der Zee. Qua abbiamo un boom del non alberghiero. Venezia conta anche le affittanze turistiche come non alberghiero. E questo diciamo che non è che nel 2016 o 2017 c'è stato un boom, ma nel 2017 hanno iniziato a contarli per quello che... Questi sono i posti letto delle strutture ricettive, quindi alberghiero sì che cresce, però insomma rappresenta un po'. Il non alberghiero che è cresciuto veramente di tanti punti percentuali e un breve calo dal 2020 e 2021, quindi alcune affittanze turistiche brevi non sono più state aperte e riutilizzate per fini turistici. Però il problema e la crisi che abbiamo visto prima è un po' il rapporto affittanze brevi, quindi posti letto aggiunti ai posti letto normali nella destinazione e residenti. E a Venezia c'è stato il pareggio nel 2019, quindi ogni posto letto dedicato a un turista c'era un residente a Venezia, cosa che è stata superata, quindi il rapporto che è stato superato nel 2020, quindi più posti letto che residenti, e quindi ecco che iniziamo a parlare di insostenibilità di questo fenomeno, perché porta via stanze, porta via camere e appartamenti ai residenti, un fenomeno che però ovviamente a Venezia è più accentuato, però è, come abbiamo visto da Antonello, praticamente presente in tutte le destinazioni. E quindi una proposta di legge per dire ok, abbiamo bisogno di regolare e dare potere ai comuni e quindi un regime di autorizzazioni comunali per l'esercizio della locazione breve, i comuni che decidono in base alle loro specificità, alle loro aree, alla loro tipologia turistica, al loro centro storico, alla loro area o meno UNESCO, per esempio. Quindi un'autonomia comunale e poi un'azione, forse un sogno, l'autorizzazione secondo il principio un proprietario, un'autorizzazione. Un proprietario di casa, un'autorizzazione, quindi eliminare quello che avevamo visto dei top host che gestiscono più di 100 appartamenti. Gli incentivi e i limiti sono appunto locazione breve per singoli locali nell'immobile di residenza abbastanza liberi. Io ho una seconda casa,
c'è una seconda camera che non utilizzo, voglio metterla a frutto, lo posso fare perché ci vivo e sfrutto questo Airbnb come in realtà era nato a San Francisco. E poi un punto che io veramente credo molto, che è il limite di giorni. Che limite di giorni, perché mettendo un limite di giorni poi devo ripensare al mio appartamento, e quindi un limite di giorni tra 60 e 120 giorni. Prima ne abbiamo visti che a Venezia, per esempio, più del 60% mette a disposizione 180 giorni all'anno. E poi ovviamente circoscrivere l'iniziativa ai soli comuni ad alta tensione abitativa. Perché tutto questo, proposta di legge che un po' era stata accettata, però adesso bloccata proprio venerdì scorso, abbiamo visto che si è fermata e quindi non porta avanti, perché tutto questo per evitare questa situazione qua. Locazione, 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 locazione e poi aiuto. Sono circondato. Grazie. Grazie Davide. Bene, abbiamo visto l'evoluzione anche nella nostra regione. Faccio una domanda al professore, no, discutevamo qua. Sul ragionamento che si faceva prima sulle proposte di legge, come giustamente da legislatore quello mi interessa, no? Nel senso che dopo aver fatto giustamente una disamina di quella che è la situazione. Sulla proposta relativa alla residenza all'interno, dicevo prima a Massimiliano che noi in realtà in legge abbiamo già una diversificazione, cioè il bed and breakfast è residenza, cioè tu devi avere la residenza all'interno della tua abitazione e affitti le famose camere fino a un massimo di 3 camere per 12 posti letto, sì, 4, 8, 12. Mentre la locazione turistica in realtà non prevede la residenza, è una cosa a parte, cioè è il famoso appartamento che tu vai a affittare. Quello che faceva riferimento a prima era sulla locazione turistica o sul bed and breakfast? Ah, perché avevo capito bed and breakfast, perché è già così il bed and breakfast. Cioè quindi di integrarlo nella locazione turistica, mettere l'obbligo della residenza in sostanza. Chiaro. Grazie, buona giornata. Scusate, ma purtroppo ho altri impegni istituzionali, anche se devo dire molto interessante. Grazie. Grazie. Bene, adesso ci parlerà Katia Basili. Katia Basili è coordinatrice per la città di Venezia dell'ufficio sito UNESCO e ci parlerà un po' che cosa vuol dire essere parte UNESCO e che sfide aspettano il territorio. A te la parola. Grazie, mi sposto anch'io di qua. Intanto ringrazio Federalberghi per l'invito, sono davvero molto contenta di essere qui. Il mio contributo vuole essere un po' una condivisione, uno spunto di riflessione anche sul tema dei siti UNESCO. Ne parliamo tanto, il Veneto ha 9 siti UNESCO, ha 2 aree MAB, ha un patrimonio intangibile che è l'arte delle perle di vetro, però è importante anche capire bene quali siano da un lato le opportunità derivanti da queste designazioni, ma anche quelle che sono un po' gli impegni che poi gli enti hanno nel mantenere questi beni all'interno di queste liste che sono così prestigiose e attraggono anche milioni di turisti all'anno. Sì, devo prendere... Ok, quindi volevo fare un richiamo alla Convenzione. Innanzitutto ricordiamoci che cosa significa essere patrimonio mondiale, no? Quindi essere un territorio, avere delle tradizioni, avere dei saperi con un significato culturale e naturale talmente ampio, talmente importante e talmente unico da superare i confini dei luoghi in cui si trovano. E quindi è davvero un obbligo e anche un onore per tutti tutelare questi beni. Quando parliamo di convenzione ricordiamoci anche questi 5 obiettivi strategici. Quindi abbiamo sicuramente il tema della conservazione, quindi garantire un'efficacia di azione di tutela e di conservazione del patrimonio mondiale, il tema della capacity building, quindi della formazione anche su questi temi,
Il tema della comunicazione, anche questo è un aspetto fondamentale per comunicare bene anche il patrimonio, e poi il tema della comunità. La comunità ovviamente che è parte integrante del nostro patrimonio, quindi l'UNESCO anche ci invita a coinvolgere le comunità anche nei processi decisionali. Vedete, qui ho riportato una mappa dei 1154 siti attualmente presenti in tutto il mondo, richiamandoci un po' anche rispetto al tema del giorno, che è appunto sostenibilità turistica, rispetto anche ai temi socio-economici e anche all'urbanistica. Vedete, soltanto l'Italia ha 17 città centri storici, quindi diciamo che questo tema della sostenibilità turistica riguarda principalmente le città storiche, ovviamente. È interessante anche vedere come ovviamente il turismo è una risorsa incredibile per il nostro paese, ma allo stesso tempo può creare un degrado. Abbiamo visto un degrado dal punto di vista fisico, proprio sui monumenti, sugli spazi urbani, un degrado di tipo identitario anche delle città, quando appunto viene meno, come dire, a causa anche dello spopolamento. Ovviamente c'è un fenomeno che le città devono affrontare, e poi anche posso avere impatti anche rispetto a quello che è tutto il sistema della mobilità. Pensiamo alle infrastrutture, vedete nella colonna a sinistra, ad esempio, anche alcune infrastrutture turistiche possono causare, come dire, degli impatti. Un altro aspetto importante, come dicevo prima, sono gli impatti proprio a livello sociale di un turismo eccessivo, di una monocultura turistica. Appunto in Italia ci sono attualmente 58 siti, abbiamo già detto, è una nazione con maggiori siti, quindi abbiamo un'enorme responsabilità, e il Veneto ad oggi ha appunto 9 siti del patrimonio, 2 riserve biosfera, un elemento ICH. Abbiamo sentito stamattina anche il Presidente, si sta lavorando a nuove candidature. Però ecco qui che un po' nasce questa riflessione che volevo condividere con voi. Ci sono degli studi molto interessanti sull'impatto, diciamo sull'importanza di essere sito UNESCO come attrattore ovviamente di turisti a livello italiano e anche a livello del Veneto. Ci sono studi anche che hanno dimensionato anche il vantaggio in termini economici, in percentuali anche di quanto turismo attrae un sito al momento in cui viene designato, e si parla addirittura dal 5 al 20%. Adesso qui non abbiamo tempo di approfondire questi dati, ma è molto interessante vedere come quando si raggiunge una designazione davvero c'è un incremento di turismo molto forte. Però poi abbiamo un altro fenomeno, quando parliamo di designazioni, di candidature che portano poi a un riconoscimento UNESCO, c'è una grande aspettativa anche rispetto appunto a questo prestigio che viene dato a questo territorio una volta che viene designato, ma allo stesso tempo ci sono siti che sono stati iscritti molto tempo fa, che in qualche modo invece si trovano già in una situazione di un impatto turistico molto forte, ed è quindi diciamo che le soluzioni che noi dobbiamo trovare sono diversificate. Quindi nel primo caso dobbiamo lavorare ad un turismo di qualità, a migliorare l'accoglienza turistica, e dall'altro lato invece dobbiamo stare attenti a gestire questo fenomeno, e vedremo tra un po' anche il caso studio di Venezia. Qui volevo un attimo anche riportarvi alcune metodologie e approcci UNESCO, perché appunto è evoluto il dibattito anche rispetto ai siti del patrimonio mondiale. Mentre quando è nata la convenzione si pensava soltanto alla tutela del singolo monumento o del centro storico, adesso c'è una visione molto più ampia proprio del patrimonio, e quindi anche questo dibattito è evoluto, e perciò anche l'UNESCO, quando osserva i siti, ovviamente lo fa considerando anche gli obiettivi dell'Agenda 2030. Insomma, è una disciplina, è un dibattito internazionale che si sta evolvendo. Questo è anche un altro approccio molto interessante, dove per la prima volta le città vengono considerate infatti come dei sistemi dinamici, dove intervengono diverse dinamiche, quindi quelle storiche, culturali, ma anche quelle materiali e intangibili. E anche attraverso queste metodologie poi noi ovviamente avviamo dei dibattiti con tutta una serie di interlocutori, proprio per fare in modo che anche il lavoro che noi facciamo poi sia come dire, secondo questi approcci anche richiesti dall'UNESCO. C'è anche
toolkit per il turismo sostenibile, proprio una linea guida che è stata sviluppata dall'UNESCO con al centro, con il focus, diciamo, il tema dei siti. E poi ecco, volevo velocissimamente parlarvi un attimo di Venezia e la sua laguna per anche dimostrare come il fatto di essere comunque monitorati dall'UNESCO, immagino abbiate letto un po', seguito anche dibattiti, rischiavamo anche di andare in danger list l'anno scorso, e quindi questa particolare attenzione che l'UNESCO ha su Venezia e la sua laguna ovviamente poi ci ha aiutato anche a trovare delle soluzioni o comunque a cercare di affrontare questo fenomeno. Vedete che è un sito comunque che è stato iscritto secondo tutti i 6 criteri culturali, è un sito che ha una complessità anche di governance enorme perché c'è, diciamo, sono 20 gli enti che hanno diverse competenze sulla tutela appunto del sito, abbiamo una città storica molto importante, la parte ovviamente della laguna ambientale, quindi è davvero, come dire, un lavoro molto complesso. Vedete qui vi ho riportato quelli che sono i principali fattori che impattano su Venezia, è noto comunque sicuramente il tema delle infrastrutture, dell'erosione, della governance, impatto del turismo e quindi ovviamente, e qui vedete un po' un grafico rispetto a come l'UNESCO nel corso degli anni poi ha sottoposto il sito sotto monitoraggio. Ecco, qui vediamo che nel 2016 inizia proprio la vera richiesta da parte di UNESCO di lavorare sul turismo. Ci sono moltissimi altri temi ovviamente, ma è interessante vedere come chiedono di sviluppare una vera e propria strategia sul turismo. E, ovviamente chiedono anche di avere una visione strategica condivisa tra tutti questi soggetti e quindi in qualche modo c'è una forte reazione da parte degli enti. E infatti grazie anche a queste spinte che l'UNESCO ci ha, come dire, sottoposto, si è iniziato un po' a lavorare sulla Smart Control Room, ad esempio, perché iniziamo a contarli intanto questi turisti. Poi il progetto di governance del turismo, ovviamente c'è poi tutto il tema del regolamento delle attività commerciali, il tema della campagna Enjoy, sapete adesso è molto recente l'introduzione della prenotazione del contributo di accesso e poi anche il regolamento che è stato appena citato sulle locazioni turistiche. Quindi vedete come comunque il fatto di essere sottoposti a questo monitoraggio reattivo e anche avere questa minaccia, come dire, di essere addirittura messi in una lista rossa, ha rappresentato davvero invece un'opportunità per riflettere anche su queste dinamiche e cercare di trovare delle soluzioni. Ecco, poi qui ho riportato un'altra decisione, una più recente, questa del 2021, dove di nuovo comunque ci chiedono di lavorare sempre sul turismo, di sviluppare strategie politiche per ridurre il numero di turisti, di migliorare significativamente la qualità della vita dei residenti, quindi stiamo davvero parlando di quelli che sono i problemi della Venezia oggi, e anche di riqualificare tutte le aree urbane facendole ritornare al loro uso residenziale precedente. Quindi sono contenta di aver sentito prima la ricerca, gli esiti della ricerca del professor Bertocchi, perché appunto avete visto i numeri. Quindi cos'è che è urgente? Noi sicuramente dobbiamo lavorare su 2 fronti importanti, quindi da un lato garantire l'integrità delle risorse del patrimonio e bilanciare queste istanze, diciamo, della conservazione con quelle dello sviluppo. Ovviamente dobbiamo negoziare un equilibrio che sia compatibile con la ricchezza ovviamente di queste risorse e anche con il contesto socio-economico globale. E poi dobbiamo anche cercare di mitigare questi impatti attraverso dei provvedimenti ad hoc. Ecco, noi nel frattempo uno strumento sul quale stiamo lavorando, che è il principale strumento richiesto dall'UNESCO, tra l'altro per la tutela dei siti, è appunto il piano di gestione. E su questi temi, tra l'altro, ci piacerebbe anche invitarvi come stakeholder proprio al dibattito anche su come poi affrontare, diciamo, quelle che l'UNESCO poi ci chiede di risposte sulle raccomandazioni. Ovviamente questo lo possiamo fare con un coordinamento forte, utilizzando ovviamente un impegno costante un po' da parte di tutti
E chiudo con queste conclusioni. Ovviamente qui parliamo di metodologie UNESCO che devono però sempre di più essere condivise da tutto un sistema di portatori di interesse, proprio perché in questo modo noi riusciamo davvero ad allinearci su tutto il tema sia della comunicazione, della formazione e quindi questo ci permetterà anche di dialogare con diversi settori, non soltanto quelli che si occupano di conservazione. Ecco, grazie e spero di avervi dato almeno alcuni spunti di riflessione. Ovviamente avremo bisogno di molto più tempo, ma intanto poi se ci sono domande sono a disposizione. Grazie. Bene, grazie Katia. Allora, prima delle conclusioni del Presidente di Federalberghi, invito il Presidente Patrizio Bertin, Presidente di Confcommercio Veneto. Patrizio, a te. Grazie Alessandro, buongiorno a tutti. Complimenti, grazie, perché avete fatto veramente un approfondimento su una situazione turistica molto interessante. Quello che mi auguro è che non rimanga solo fine a se stessa e che domani non ce ne dimentichiamo di questa relazione. Io penso che qui sia la base di partenza per capire come si sta trasformando il turismo nella nostra regione. Dobbiamo veramente cominciare a ragionare in un altro modo, capire il turista cosa sta cercando. Questo può essere utile a Federalberghi, perché chiaramente il turista è quello che comanda, il turista è quello che decide. E queste sono riflessioni importanti che come Confcommercio abbiamo già cominciato a fare e nei prossimi mesi cominceremo veramente, perché la pandemia ha segnato un cambiamento epocale, perché anche la situazione economica ha segnato un altro cambiamento epocale. Adesso si riparte da qui. Io sono convinto che le nostre capacità, la nostra imprenditorialità sarà superiore a queste crisi e ce la faremo. Grazie a tutti e buona giornata e buona continuazione. Grazie Presidente. Grazie. Bene, allora io non posso che con piacere chiamare il Presidente Schiavon e con l'infausto compito di chiudere con delle conclusioni e la domanda è un po' che sfida cogliere per Federalberghi. Allora, intanto dico che non mi tornano i conti. Stamattina il Presidente Zaia ha detto che sviluppiamo circa 72 milioni di presenze turistiche. Ma mi mancano 20 milioni di presenze turistiche, secondo quei dati che ho visto lì c'è qualcosa che non va, nel senso, non che voi abbiate sbagliato, attenzione, ma ho la sensazione che quello che stiamo tracciando in termini di presenze ufficialmente non sia la realtà di quello che effettivamente noi stiamo avendo nei nostri territori. Prima cosa che mi ha messo un pochettino, non sono così ingenuo da essere arrivato oggi a prendere questa realtà, ma insomma questa sensazione ce l'avevo già da prima. Voglio chiarire due cose prima di fare una conclusione e poi vorrei lasciare spazio alle domande. La posizione di Federalberghi Veneto nei confronti di quello che oggi qualcuno definisce un nemico, ma che non è un nemico, cioè dire Airbnb, intanto capiamoci, identifica un fenomeno, ma Airbnb in realtà è un operatore, anzi un fior di operatore, perché è la più grande catena al mondo per numero di posti letto, questo è innegabile, statisticamente comprovato, e quindi fa quello che fa l'operatore, quello che la norma ad oggi, anzi la non norma, gli consente di fare, perché oggi di fatto siamo di fronte a questo. Quindi Federalberghi oggi ha voluto incominciare, perché è chiaro che nei tempi che oggi abbiamo a disposizione non possiamo andare a fondo dei dati, però incominciare anche a capire A, quali sono i punti di forza di un fenomeno in grande espansione, B, capire se le stesse cose la politica magari un domani ce le fa fare anche a noi. Cioè stesse regole, stesso mercato, no? Stesso mercato, stesse regole, come lo volete girare, ma insomma il concetto deve essere questo. Noi non siamo quelli che vogliono fare la battaglia contro l'abusivismo, perché guardate che l'abusivismo, rispetto ai numeri che abbiamo visto, rappresenta lo 0,
Perché oggi chi opera in quel sistema, e dopo vengo invece al tema della sostenibilità, e fa abusivismo, bisognerebbe, come dire, perseguirlo in maniera feroce, perché ha talmente un vantaggio competitivo oggi sul mercato che non avrebbe bisogno di essere abusivo. E se lo fa, vuol dire che non ha ragione di esistere. Quindi l'analisi che noi oggi volevamo fare era incominciare ad avere un confronto con chi oggi di fatto in certe destinazioni rappresenta la recettività, perché spiace dirlo, ma per esempio su Verona, no? Giulio me lo conferma, gli alloggi extra-alberghieri, quelli dedicati a Airbnb, superano per numero di posti letto quelli alberghieri. E questo forse è anche certificato, no? Non occorre andare in cerca di aggiungere gli abusivi. È chiaro che quello che vogliamo dire noi oggi è, di fronte a un fenomeno così in grande espansione, che rischia di compromettere la sostenibilità delle nostre realtà turistiche, delle nostre città d'arte, ma abbiamo visto non solo le città d'arte, è un fenomeno che interessa anche le spiagge, che interessa anche centri minori, deve essere in qualche modo preso in esame con responsabilità anche da chi ha il dovere di normarlo, e non può essere lo Stato a intervenire, perché abbiamo visto che ci sono delle differenze tra regioni, destinazioni turistiche, Roma, Firenze, Milano, Venezia, Verona. Ci sono delle destinazioni che hanno bisogno di essere, come dire, normate con chi è sul territorio e che ha la capacità di intercettarle, e quindi più potere agli amministratori territoriali, che sono le vere sentinelle di questo fenomeno, i veri guardiani del patrimonio culturale ed artistico. Altra considerazione, alle favole non ci crediamo, ormai no, siamo grandicelli, no? Ognuno di noi ha capito che questo fenomeno di Airbnb, la favola che nasce sì in un loft, due architetti, tutto bello, una storytelling alla quale insomma ci è piaciuto credere all'inizio, ma dietro lì c'è uno studio, ci sono capitali, ci sono finanziamenti, c'è tecnologia. È inutile che la politica non voglia affrontare un tema di questo tipo dicendo no, noi sul reddito privato non ci mettiamo mani, perché questo non è più un sistema di sostegno al reddito della signora Monia che affittava la cameretta per integrare la sua pensione. Io ho guardato qualche anno fa le statistiche su Venezia, senza fare nomi, ma c'è un singolo operatore, una società che gestisce più di 300 immobili. Allora, voi capite che qui siamo di fronte a un sistema imprenditoriale. Se è un sistema di gestione imprenditoriale, deve stare alle regole del mondo imprenditoriale. Questa è una premessa che faccio, che forse è un po' specifica e più cara magari agli operatori che rappresento, perché, ripeto, noi abbiamo la necessità di sporcarci le mani su questo fenomeno, perché sennò il rischio, dopo lo spopolamento, è di far diventare veramente un parco giochi queste realtà che vediamo qua fuori dalla finestra. E lo stesso spirito di Airbnb verrebbe minato, perché nasce con la volontà di fare un'esperienza come la farebbe un indigeno sul territorio, ma se gli indigeni non ci sono più, ci ritroveremo esclusivamente con le unità immobiliari e forse con qualche ristorante, qualche bar e un'offerta commerciale molto limitata. In realtà, quello che è stato detto all'UNESCO, che ha capito, chi ha patrimonio UNESCO ha anche una responsabilità di preservare i nostri centri. Quindi questo è un tema, a mio avviso, che va affrontato in maniera forse più seria e anche più responsabile. Anche noi abbiamo le nostre colpe, forse abbiamo dormito troppo tempo. Adesso quello che era un bambino, una minaccia prima, è diventato un adulto e oggi è un nostro competitor. Però quello che io non vorrei che succedesse è che oggi chiedere a un imprenditore, se tu oggi devi investire 2 milioni di euro, li investi nel tuo albergo in ristrutturazione o li investi? La mia paura è sentirmi rispondere quello che non vorrei sentire, che andrebbe a diminuire ulteriormente la qualità dell'offerta turistica, perché vuol dire rovinare quella che è la ricettività classica, anche se questo classico non vorrei che avesse il sinonimo di vecchio. Il classico, il tradizionale, chiamiamolo così, deve essere un tradizionale più innovativo. E per essere più innovativo devi togliermi, o mi togli qualche vincolo, perché onestamente ne abbiamo fin troppi oggi, però da un altro lato posso dire una cosa. Il sistema ricettivo tradizionale
Oggi è stato molto apprezzato proprio in questi 2 anni di pandemia, perché è riuscito a dare delle garanzie in termini di sicurezza anche sanitaria agli atti, che altri sistemi non si sa, o perlomeno non avevano l'obbligo di fare. Quindi credo che ci sia del valore in tutto questo, come c'è del valore nella ricettività, come dire, extra-alberghiera. Io non voglio discutere su questo, però è arrivato il momento, dimenticandoci per un attimo per i costi, le bollette e tutto quant'altro, ma di mettere assolutamente velocemente mano a una norma di legge con qualche esperienza virtuosa che abbiamo visto fare in Francia, a volte nel turismo basta copiare le esperienze fatte meglio, per cercare un po' di normare un fenomeno che rischia di rivoltarsi contro poi le nostre stesse città, con il rischio di far diventare Venezia, piuttosto che Verona, un grande villaggio a cielo aperto, né più né meno, che si spegnerà quando finirà, diciamo, una stagione turistica più o meno lunga. Quindi la volontà era fondamentalmente quella di incominciare a mettere mano sui numeri partendo da delle analisi. Oggi è più facile di prima ottenerli, cioè online troviamo tutto. Quindi è arrivato il momento di non nasconderci dietro un dito e di mettere seriamente mano a questo tema, anche a livello di federazioni come la nostra, Federalberghi Veneto, ma anche quella di Confcommercio e quant'altro. Attenzione, perché il turismo genera ricavi, ma genera anche costi. E quando noi ci dimentichiamo della manutenzione dei nostri alberghi, per esempio, nel caso delle città con flussi così elevati, ci dimentichiamo anche che questi generano poi dei costi che ricadono sulla collettività aggiuntivi e non c'è tassa di soggiorno che tenga poi per sopperirli. Quindi è fondamentale riuscire a trovare un equilibrio su questo fenomeno e non possiamo perdere ulteriormente del tempo nel cercare di studiarlo, analizzarlo e normarlo, cosa che oggi non è. Quindi, ecco, io questo erano le 2 o 3 riflessioni che volevo fare. Poi un'altra, io, guardate, non sono per quelli che devono difendere sempre ad oltranza una categoria, anche se rappresento Federalberghi e ne vado orgoglioso di questo. Noi forse ci dobbiamo un po' impegnare, una volta che la politica ha fatto la sua parte, anche un po' a ripensare al nostro modello, la nostra offerta. Perché quei signori di Airbnb non vendono letti, camere, camerette, palazzi, vendono l'esperienza su un territorio. Fateci caso a tutta la comunicazione che fanno. Partono dal concetto di esperienzialità, poi arrivano all'alloggio. Noi per troppo tempo siamo partiti pensando che le nostre camere fossero la cosa più importante e poi per arrivare alla destinazione. Allora, noi dobbiamo fare un lavoro con tutte le difficoltà in questo momento che abbiamo, forse molte di più di prima, nel cercare di avere un prodotto un po' meno ingessato, un po' più flessibile, un po' più vicino a quelle che sono le nuove dinamiche e aspettative del mercato. Noi siamo ancora molto ingessati sulla ritmica della vacanza, colazione, dalle alle, il pranzo, dalle alle, perché necessariamente dobbiamo poi gestire, no, il nostro capitale umano all'interno. Però il mercato ci sta chiedendo qualcosa di diverso, ci sta chiedendo maggiore flessibilità. Per fare questo dobbiamo ripensare un po' probabilmente anche noi al nostro modello di business per renderlo più competitivo e magari, chissà, chiedere alla politica di poter fare la stessa cosa anche all'interno delle nostre aziende. Cioè ci sono imprenditori che oggi hanno strutture ristrutturate e che hanno magari i primi 3 piani adibiti, no, ad appartamenti e i piani successivi adibiti a pura camera alberghiera e abbracciano un mercato sicuramente più ampio di chi vuole magari avere più spazi, più indipendenza e quant'altro. Quindi, allora, quello che io oggi volevo portare qui, avere al di là di una attenzione al tema della sostenibilità che passa attraverso le riflessioni che io vi ho fatto, anche un messaggio, mi spiace non sia Caner sia andato via, però dare alla politica che è arrivato veramente seriamente il momento di mettere mano a un fenomeno che ormai, vorrei dire, c'è quasi già sfuggito di mano. È bello avere nel proprio territorio
tanti turisti che vengono, ma esiste un limite di sopportabilità a tutto questo, perché se il mercato ci sta chiedendo qualità, non possiamo continuamente avere un non controllo dei numeri, così come avviene a Venezia. Non è qualità l'overtourism, non è qualità. Il problema, lo sapevamo, prima della pandemia. L'overtourism è un problema, è una piccola malattia che va curata e va contingentata. E contingentata vuol dire passare attraverso un sistema che possa normare e che quindi al turista che vede nel nostro Veneto 8-9 siti patrimonio UNESCO possa venire a goderne senza dover fare eccessivamente delle code, avendo una rete infrastrutturale che funzioni, potendo godere di servizi di qualità di un certo tipo, in un contesto, diciamo, fatto di operatori che lavorano con le stesse regole e con lo stesso mercato. Questo era, insomma, il senso di oggi, passando dall'analisi di Banca d'Italia, insomma, di tutti i relatori che sono intervenuti prima di me e che ringrazio per il contributo che ci hanno dato e che spero con i quali possiamo continuare a scambiarci dei dati, perché è con i dati che si fanno poi le previsioni. Con i dati. Noi abbiamo un piccolo sistema, piccolo o grande che sia, dipende dalla destinazione, si chiama H-Benchmark. Oggi a me non interessa sapere cosa è successo ieri. Devo sforzarmi di capire cosa succederà domani. Questo è il dato che ha il vero grande valore, per poi decidere dove io devo andare a fare i miei investimenti. Ho bisogno anche di iniettare un po' più di managerialità all'interno del mio modello di business, che oggi è composto per i 33.000 alberghi che diciamo, a livello nazionale abbiamo, per l'80%, ne discutiamo spesso anche negli uffici, del modello familiare. È un modello che si deve evolvere per diventare altrettanto competitivo, per quanto possibile, con le dinamiche che abbiamo visto sviluppare da ovviamente grosse multinazionali, ma con le quali io credo possiamo giocarci la partita. Quindi certamente c'è bisogno di fare una formazione, c'è bisogno di rivedere il nostro modello, c'è bisogno che la politica faccia i suoi passaggi su questo e che dia maggiore competenza alle amministrazioni locali e che si adottino un provvedimento tipo il cambio di destinazione d'uso, tipo il vincolo dei 30 o 60 o 120 giorni di cui avevo sentito parlare per quel tipo di offerta turistica. Altrimenti andiamo completamente a stravolgere il modello e l'epilogo non sarà dei più felici, a mio avviso, perché dopo diventeremo una destinazione facilmente sostituibile che ha perso identità. E quando siamo sostituibili, venire qua, andare a Parigi, andare in Spagna, sarà esattamente la stessa cosa. Perché avremo perso il panettiere, avremo perso il piccolo botteghino, avremo perso quello che ripara le scarpe, avremo perso quello che è una delle ragioni forse oggi per cui ancora l'Italia viene scelta dai suoi turisti. Mi fermo qua, io non voglio aggiungere altro, non vi voglio annoiare perché sennò rischio di dire banalità a confronto alle cose molto più importanti che sono state dette prima. Lascio spazio a chi di voi voglia chiedere magari ai nostri relatori qualche specifica o voglia fare delle domande, io anche sono a disposizione per quanto compete a Federalberghi sulle tematiche che abbiamo toccato oggi. Grazie ancora, grazie a tutti per l'attenzione. Bene, abbiamo ancora 10 minuti circa, 10-15 minuti, se c'è qualche domanda, anche qualche osservazione, qualche commento. Vedo che c'è Federico Barbierato, sindaco di Abano, nonché amico. Buongiorno a tutti. Non avevo in mente di intervenire, però credo che sia necessario, essendo anche un amministratore pubblico, anche rilevare come questa dinamica che ormai noi abbiamo letto almeno dal 2018, Amsterdam, Barcellona, quartieri che sono nati contro le residenze brevi. Quindi una lotta anche dentro la città fra residenti e questo turismo che è un turismo particolare, che ha degli orari, delle abitudini e porta dentro di sé delle necessità anche commerciali o di servizi soprattutto che stravolgono le città. Allora, detto questo, credo sia utile fare una proposta, per quanto possibile, avendo Federalberghi come interlocutore della giornata. Queste dinamiche vanno affrontate con gli amministratori pubblici,
anche non possono essere dinamiche di Federalberghi, sono dinamiche di città che vanno affrontate con i sindaci, con l'ANCI, perché allargando il perimetro di discussione noi riusciamo a far capire che questa è una tematica che non è una tematica di bottega, ma una tematica di sostenibilità delle città. La seconda è questa. Quando io non credo più, lo credevo qualche anno fa, non credo più che il mercato si regoli da solo. Quando ci sono piattaforme, player troppo importanti, è necessario regolamentare. La regolamentazione è una regolamentazione che fa capo alla regione, che fa capo al governo nazionale, ma dove il ruolo delle associazioni di categoria deve svolgere un ruolo, come dire, di stimolo, coinvolgendo non solo il tema del settore, ma proprio delle città. Allora, se questo è vero, noi dobbiamo affrontare il tema allargando la discussione, perché qui non si parla più di futuro del turismo o dell'hotel, qui si parla di futuro delle città. Quindi questo mi sentivo di dire, non ero preparato a questi dati che ho visto, ma avendo fatto un intervento a Padova nel 2018-19, quando ho visto Barcellona nascere dei quartieri dichiaratamente contro i turisti del mordi e fuggi, forse prima della pandemia dovevamo porci un problema anche nelle nostre città. Sono stato a Firenze e a Napoli quest'anno, vi assicuro che ormai alcune parti di città non hanno più residenti fiorentini, con tutta una serie di problematiche da gestire di ordine pubblico, dove poi è la città che deve intervenire, sempre in emergenza. Allora, se non vogliamo sempre correre dietro all'emergenza, questo tavolo deve vedere la partecipazione degli amministratori pubblici, perché allora forse si capisce che si parla del futuro nostro, non del futuro degli hotel. Grazie Federico. Allora, Federalberghi Verona, rifacendomi alla richiesta che ha fatto l'amministratore che mi ha preceduto, Federalberghi ha fatto e ha formulato anche una proposta reale, è una proposta che è partita da Verona, condivisa anche da Federalberghi Veneto, che ci auguriamo venga anche attenzionata nel modo giusto anche dalla nostra direzione nazionale della politica. La proposta nostra è molto semplice: prevedere come modello francese l'obbligatorietà di una richiesta al comune e agli amministratori per chi vuol fare questo tipo di attività del cambio di destinazione d'uso. Allora sì che l'amministrazione dei singoli comuni, in base alle necessità del territorio, può concedere o non concedere l'esercizio della locazione turistica, come avviene del resto per il comparto alberghiero, per tutte quelle attività che impattano a livello urbanistico su un territorio. Noi è anni che stiamo evidenziando questa criticità, ma i numeri continuano a crescere inesorabilmente. Ogni giorno a Verona, Firenze, Venezia, nelle città d'arte ci sono nuove aperture, e in un mercato in cui bene o male è pervaso da mille dinamiche, mille difficoltà, vedere una specificità che ha questi incrementi così corposi a 2 cifre, evidentemente c'è qualcosa che la deduzione più logica è che effettivamente è un mercato che dà grandi vantaggi. Il problema dei limiti temporali mi affascina. Dopodiché, una volta che una legge è scritta, bisogna vedere chi controlla se quell'attività fa quei n giorni all'anno, 60, 120 o quant'altro, perché è facile scrivere. Poi oggi chi controlla non c'è in molti campi. Una volta c'erano le province che giravano negli alberghi e nelle strutture ricettive a visionare se c'erano gli standard. Oggi non c'è più nessuno, hanno smantellato gli uffici e tutto Venezia. Allora, a me interessa che vengano fatte delle proposte che poi abbiano un'applicazione reale e non solo sulla carta. L'ambiente, il settore ricettivo, si diceva prima, è già oggi molto variegato. Ci sono gli alberghi, ci sono i bed and breakfast, che ormai sono scomparsi. Da quando c'è a livello regionale l'obbligatorietà dell'imprenditorialità
nei comuni ad alta vocazione turistica, come cito Verona, è molto più semplice per chi faceva il bed and breakfast prima con questi limiti fare locazione turistica, perché non ci sono vincoli. Per cui oggi noi siamo bravi, noi in Italia, a cercare quelle situazioni in cui bene o male c'è un po' di torbido in cui sguazzare. Questa è la verità vera. Allora, noi non lo diciamo per tutelare il settore alberghiero, che ha degli altri competitor che a livello regionale sono riconosciuti e monitorati. Noi ce l'abbiamo con un, come posso definirlo, un settore atipico, che è quello degli affitti brevi, che sta devastando i nostri centri storici. Comune di Verona, siamo in casa, ci sono i condomini che oggi sono degli hotel diffusi, oggi sono mosche bianche i residenti, si trovano sopra e sotto della gente col trolley che tutte le ore entra. Allora voglio dire, il tessuto urbanistico della nostra città è già cambiato, ma già cambiato da parecchio tempo. Allora è davvero tempo che la politica si occupi di questo problema, e se non l'ha fatto prima, ha tentato l'emendamento Pellicani, che è stato bocciato dai loro stessi compagni di partito, di dare una regolamentazione in questo senso, e passeranno altri mesi. Per carità, noi abbiamo fiducia, però cominciamo veramente a vedere i buoi non sono scappati, sono stati macellati ormai. Per cui non dobbiamo più perdere, la politica non deve più perdere tempo, e noi dobbiamo sempre non dimenticarci che questa per noi è una priorità, non per gli albergatori, ma per il tessuto urbanistico dei nostri centri storici, che ormai ha purtroppo perso già un'identità. Grazie. Qualche altra domanda, osservazione? Nessuno? Prego. Sì, lei... Sono Boaretta Emanuele, presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto. Se noi applicassimo il BES, che voi sapete cos'è, il benessere ecosostenibile per quanto riguarda le nostre comunità e le nostre città, quali potrebbero essere i risultati oggi? Perché le amministrazioni non applicano il BES nelle proprie comunità, nelle proprie città? Nel Veneto solo Vicenza l'ha fatto. Quando si altera il tessuto urbano di una città con questi fenomeni, che vorrei ricordare anche al nostro Presidente, sono nati senza regole, senza leggi, a differenza dell'accoglienza degli alberghi, che è normata da sempre e ha leggi da sempre. E quindi questo fenomeno, che è nato molti anni fa ormai, è stato tralasciato o messo nel dimenticatoio dai nostri amministratori di tutte le nostre comunità, che non hanno avuto la voglia o la competenza di valutarne i riflessi che poi sarebbero ricaduti sulle nostre città. Purtroppo già l'esempio di Berlino, che ha subito delle manifestazioni perché i residenti non trovavano più abitazioni per la locazione, quella lunga, no? Gli studenti, non è stata debitamente presa, controllata, assorbita dai nostri politici, che ci ha fatto ritrovare in questo momento disarmati davanti a questo fenomeno. È vero, Federalberghi sono molti anni che si batte per questo argomento e l'ha sottoposto all'attenzione del governo più e più volte, questo lo dico al sindaco di Abano. Purtroppo abbiamo trovato degli interlocutori sordi. Ma io invito, se ci fossero qui degli amministratori, ma dubito che ci siano, ma fatevi portavoce, chiedete alle amministrazioni di applicare il BES, il benessere ecosostenibile. Se per caso voi vi informate, capirete che è una situazione che metterebbe in difficoltà chiunque, perché questo non viene assolutamente, e non è questione del benessere degli hotel, della ricettività storica, quella tradizionale. È una situazione che riguarda tutti noi. Ecco che io volevo chiedere ai nostri due interlocutori e anche l'architetto di Venezia, se noi applicassimo veramente il BES, che cosa succederebbe nelle nostre amministrazioni? Grazie. Chi vuole? Grazie per la domanda, molto interessante.
Faccio una battuta io, poi magari lascio a voi. Sono pienamente d'accordo, è fondamentale mettere questo. Faccio un esempio concreto. Abbiamo un progetto europeo con altre università d'Europa sul turismo culturale. E ovviamente sui vari settori abbiamo parlato anche di overtourism e di impatti negativi nelle destinazioni. Quando io ho parlato di Venezia ero quasi contento, la smart control room, le fotocamere, le videocamere che contano i numeri di turisti, i flussi, le celle telefoniche che sanno quanti escursionisti 15 minuti fa erano a Venezia, e poi ero quasi contento perché la smart destination si basa sui dati. Poi sentendo gli altri casi tutti abbiamo la tecnologia e un coinvolgimento della community. Abbiamo almeno 2 o 3 indicatori che ci dicono la qualità della vita del residente o del city user. E a Venezia io mi sono quasi un po' vergognato, perché si contano i turisti, si continuano a dire più X%, ma poi le persone che vivono sono contente o non sono contente. Non abbiamo nessun indicatore per misurare il turismo anche in quest'ottica qua. Quindi un po' mi sono un po' vergognato, anche perché se pensiamo alla smart destination non è solo tecnologia. L'output finale è migliorare la qualità della vita dei cittadini. Questo per definizione della smart destination. Ma se non abbiamo degli indicatori, se non li sentiamo, non sentiamo il loro sentiment, non capiamo che cosa va bene, che cosa non va e non va bene, come migliorarle, quindi non facciamo partecipazione o strategia partecipata con loro, e rimaniamo un po' alle semplici statistiche. Quindi sì, inserire il BES, ma inizialmente inserire qualche piccolo indicatore dove sentiamo la comunità, dove sentiamo i residenti, dove sentiamo anche quelle voci che spesso non vengono sentite perché non votano, che sono gli studenti, che però abitano nelle destinazioni, abitano nelle nostre città. Questo è un po'... Devo dire che concordo ovviamente con lei. È un tema molto, molto importante questo, che cerchiamo anche noi nel nostro lavoro di implementare, ecco, il coinvolgimento della comunità, il tema della sostenibilità che si declina in tutte le dimensioni, quindi ambientali, sociali, culturali. È una domanda a cui io non posso rispondere, non essendo ovviamente un politico, però sarebbe interessante sicuramente poter lavorare anche su questo a livello politico con gli amministratori. Ma grazie. Io penso che, insomma, ha ragione, diciamo, penso che la parola chiave sia sinergia nell'ambito di questa complessità, no? Quindi avere delle linee guida, che sia il BES o che sia qualcos'altro, diviene fondamentale nella governance del fenomeno, si diceva. Non basta una singola associazione, è necessario un intervento, diciamo, appunto, multisettoriale, multidisciplinare, diversi attori coinvolti, no? Perché ormai è chiaro, no? Airbnb è un attore della fabbrica urbana, no? Qualcuno ha scritto, no, che adottano queste, no, ha una sede non in Italia, diciamo, la faccio breve, adottano una logica di controllo tecnocentrico, no, basato sul network effect, sul fatto di avere una massa critica molto forte. Di conseguenza l'amministrazione, come dire, parla facilmente con Airbnb, fa un accordo con Airbnb piuttosto che con un altro attore. Perché? Perché ha questo potere, no? Una piattaforma che qualcuno ha scritto vuole governare, tra virgolette. Cosa significa? Vuole fare il proprio gioco, cioè vuole estrarre valore, ripeto, dallo spazio dei luoghi. Parlo di spazio dei luoghi, non solo di luoghi, perché lo spazio è un'entità, diciamo, astratta, misurabile. Ecco, noi abbiamo dei dati, quindi possiamo misurare, quantificare gli impatti. Quindi da un lato dobbiamo quantificare, da un lato adottare delle linee guida, potrebbe essere il BES o altri indicatori, ok? Ma indicatori anche più specifici rispetto magari a questo argomento. E la parola chiave dunque è sinergia, quindi ci vuole un'adozione, una prospettiva, bisogna planare sinergicamente su questo fenomeno, visto appunto il potere di oggi delle piattaforme. Ecco, quindi prima cosa bisogna comprenderle bene, nei dettagli. Seconda cosa, perché si sviluppano velocemente, no? Improvvisamente c'è Airbnb, ora al di là di quello che abbiamo mostrato, no, prima, no?
Il mio primo impatto con Airbnb è stato, al di là della ricerca, è stato un mio amico in vacanza che mi dice, io gli chiedo, ma dove sei andato? Com'è stata la vacanza a Lisbona? Era, molto, molto bella, sono stato in un Airbnb, e lo dicevo con quella consapevolezza fortissima, come se io automaticamente, già nel 2014-2013, dovessi sapere di cosa si parlasse. No, automaticamente devi già sapere che Airbnb quindi è questa piattaforma così diffusa, quindi ma sei uno sfigato se non vai in un Airbnb, no? C'era quasi questa enfasi, ok? E perché? Perché Airbnb appunto si sviluppa velocemente, sfrutta i social, sfrutta il modello di business magro, no? Si diceva quando ci siamo incontrati con il direttore che anche sui social molto spesso gli utenti dicono no, sono stati in un Airbnb, e quando affermi questa cosa attribuisci ad Airbnb una connotazione che di per sé non ha, no? Perché non ha la proprietà, no? E così via. E quindi il punto è avere delle linee guida condivise che si costruiscono sulla base di un coinvolgimento di molti attori del governo locale, di una città, regionale e così via. Poi sappiamo la disciplina del turismo è comunale, regionale, insomma, quindi è una questione molto complessa, però la disciplina delle piattaforme in generale e la normativa sulle piattaforme invece è una questione che può essere europea, può essere nazionale e così via. Allora lì è un'altra questione, perché Airbnb è una piattaforma ma adotta un modello. Ok? Quindi è come se io adottassi un mio modo di comportarmi, questo mio modo di comportamento è l'intermediazione. Ok? Quindi dobbiamo guardare l'Airbnb in questo senso. Ok? Quindi bisogna focalizzarsi sul modello dell'intermediazione. Una volta governato, capito il modello di intermediazione e gli impatti che genera, automaticamente si arriverà anche a pianificare strategicamente il flusso turistico e la sostenibilità della città. Grazie. Grazie. Qualche altra domanda, osservazione? Possiamo congedarci. Grazie a tutti voi, grazie ai relatori, grazie anche al professor Van der Zee. Mi dicono che c'è un rinfresco qui accanto, quindi buon pomeriggio a tutti.